La sofferenza personale ha cambiato proprio natura. Una volta era il conflitto con l'autorità, adesso è il conflitto con la bellezza. C'è il conflitto col proprio corpo, con l'apparire, con l'avere successo, con l'essere, come dicono nelle scuole, popolare. Perché siamo fuori dall'etica, siamo nell'estetica. I modelli culturali non solo determinano il tipo di sofferenza, ma soprattutto organizzano le modalità con le quali i ragazzi reagiscono alla sofferenza. Aiutare un adolescente significa riorganizzare la speranza che il futuro esista. Siamo pronti per andare a scuola, per dire qualcosa alla ragazza o al ragazzo che ti interessa. Domenica è il futuro, lunedì è il futuro. La cooperativa Minotauro è nata più di 30 anni fa. È nata attorno alla figura di un grande maestro della psicanalisi. Il professore si chiamava Franco Fornari. Attorno a questo professore si è riunito un gruppo di giovani, chi era studente, doveva fare la tesi, chi doveva fare specialità, chi come me aveva già 40 anni, aveva alle spalle quindi una storia professionale mediamente lunga, aveva già delle responsabilità di gestire gli affari psichiatrici e così ho preso io la direzione di questo gruppo di lavoro che non era ancora una cooperativa, sarebbe diventato qualche anno dopo la cooperativa, ma nasce lì. Nasce quindi all'università, ma per lavorare fuori dall'università perché appunto c'era qualcosa di radicalmente innovativo. È andata bene? Sono stati a distanza fino ad adesso. Mi sembrava che ci fosse come un autodepotenziamento perché bisognava stare dentro, non si poteva andare fuori. Mi ha chiesto di poter ritornare però con una donna e quindi è iniziato il percorso. Un ragazzo di 21 anni e seguiamo questa famiglia da 2 anni abbondanti. Sembra proprio questo ragazzo tiri fuori un dolore insopportabile, poi con l'insonnia, qualche volta vomita, cioè una situazione che sembrava sempre fino a un certo punto controllata, però non più di tanto. Io l'ho visto solo 2 volte e ho intravisto solamente questa possibilità alla fine della prima seduta dove non riuscivo assolutamente a concludere, cioè era proprio come se anche lì fosse entrato un po' in trance, che doveva andare avanti, che non riusciva a staccarsi da quel momento. L'importanza di Minotauro è quello di riuscire a svolgere un'attività di ricerca e di conoscenza su come avvengono oggi i processi di sviluppo e su come anche il cambiamento dello scenario sociale e culturale impatta sullo sviluppo delle persone. Chiama la signora piangendo come un pazzo dicendo: mamma, io sto troppo male, sto male, non ce la faccio più, questa vita fa schifo, frase che aveva anche un po' ripetuto e allertato: questa vita fa schifo. La mamma dice: ma dove sei? Insomma, e lui dice: non so perché ho vagato e quindi non so dove sono. Oggi gli adolescenti sicuramente vivono in un contesto in cui gravano su di loro molte aspettative e quindi incontrano nella loro crescita alcuni ostacoli che sono legati alla relazione con questi ideali. Rischiano di voler essere molto belli, molto bravi, molto competenti e in ragione di questi ideali alti, che non sempre sono raggiungibili, di essere molto soggetti e inclini al sentimento di vergogna. Mi è sembrato da questi 2 colloqui che lui ci voglia stare in questo spazio. Oggi il problema è che rischi di sentirti non sufficientemente all'altezza delle aspettative dei genitori, della società, dei tuoi compagni. Il consultorio gratuito l'abbiamo messo in piedi proprio sulla base delle esperienze che avevamo fatto negli anni precedenti.
5 o 6 anni fa è diventato chiaro che non saremmo mai riusciti ad incontrarci con gli adolescenti che stavano male perché erano poveri, perché appartenevano a famiglie che erano marginali e che nessun ente o associazione avrebbe organizzato quello che sembrava una prospettiva lontana per questi personaggi qua, e cioè il fatto di entrare dentro un dispositivo psicoterapeutico costoso, di lungo periodo, fatto per la borghesia, le persone colte, raffinate, sofisticate. Nel caso di ragazzi che vogliono suicidarsi, nel caso di ragazzi che non vogliono giocare più e che si ritirano nella loro cameretta e che giocano solo con il loro avatar, l'unica soluzione è una terapia ben fatta, di lunghissimo periodo. Se non si fa questo non si può altro che assistere all'ingresso negli stati di malattia. L'assistenza pubblica non è in grado di farla, fanno la diagnosi, fanno la valutazione, fanno delle terapie farmacologiche, ma se indicazione è quella della psicoterapia è proprio rarissimo trovare un'assistenza pubblica che sia in grado di erogare per tutto il tempo che è necessario, quindi un tempo lunghissimo, la psicoterapia. Il papà era molto preoccupato all'idea di fare in un presidiato l'ambiente familiare, no? Però davvero lui si sente una nullità, cioè come padre chiaramente c'è proprio una depressione di ruolo fortissima. Essendo una quindicina abbiamo la possibilità di fare un intervento su 100 famiglie all'anno. 100 famiglie vuol dire almeno 300 persone, padre, madre e figlio. Non solo è spaventato, terrorizzato rispetto anche a qualcosa che ha a che fare più con la follia. Non c'è ragazzo che venga qui che non abbia suo padre che lavora in un'altra stanza, sua madre che lavora in un'altra stanza, quindi una faccenda impegnativa, ma che documenta che un pezzo di società, cioè la famiglia, è dentro nel posto dove si ragiona su cosa si possa fare per togliere di mezzo il più possibile gli ostacoli alla crescita e come si possono favorire lo sviluppo delle risorse. Sì, ma in realtà me ne servono solo 2 piccini. Senti, non rompere le palle. Una parte molto importante dell'attività nostra è un'attività di promozione culturale e di formazione. Abbiamo deciso di non preparare degli atelier, dei laboratori già precostituiti per fare creta, cartonaggio, pittura, ma di contrattare con il nuovo venuto cosa vorresti fare, cosa ti piacerebbe, cos'è che sai fare. E quello che sai fare non importa che io lo sappia fare, te lo posso insegnare, però possiamo pian pianino costruire un'alleanza e io ti posso sostenere nello scrivere il tuo romanzo o nel disegnare la Cappella Sistina o semplicemente lavorare in gruppo. Fili di lucine che perdono. Le branchie di... Non lo so! Questo l'ho fatto io, lo so. Ho pensato, ho detto, boh, io non immagino che qualcuno si sia fermato sulla riva per fare uno spuntino e abbia lasciato, si sia dimenticato di qualcosa, no? Ad un certo punto ci siamo accorti che i ragazzi a volte stanno molto male ma non hanno le parole per raccontarlo. Non hanno la parola per nominare le cose e si chiudono nella disperazione, nella perdita di speranza. Eravamo alla ricerca di un modo diverso di stare insieme ai ragazzi con difficoltà. Avevamo bisogno di un fare insieme, di un fare che in prima battuta fosse solo un fare, un condividere delle cose. Quindi quelle sono quelle di... Credo tutte quelle buone che erano esposte. Ok. Chi l'ha fatta questa foto? L'idea è utilizziamo la fotografia per aiutarli ad andare a esplorare il mondo, diamogli l'occasione di poter incontrare nuove realtà e sperimentarsi in queste nuove realtà, facendoli sentire attivi e partecipi in un progetto di costruzione di una nuova conoscenza con dei nuovi significati.
si trasformano quando cominciano a fotografare. C'è chi si isola, c'è chi parte e va da solo, chi dice ma dove stai andando? Aspetta che sennò ti perdono. Oppure chi invece sta sempre lì intorno, chi deve andare in giro in coppia, però fotografano e prendono molto seriamente, con grande responsabilità questo lavoro. Lavorare in un laboratorio vuol dire mettersi a disposizione di una ricerca, di una sperimentazione in cui fai i conti con i limiti, con la difficoltà, col fatto che non sei capace, con la paura di fare brutta figura, e questa condivisione in questo momento di insicurezza è spesso la molla, l'esperienza che ti riattiva la speranza, che ti fa dire beh, non so dove andrò a finire, però forse vale la pena di provarci, no? Sì, però lo sai che deve essere una roba un po' lenta e graduale, no? Va a puntate. Prima puntata con mamma, seconda puntata con la Franci che ti viene a prendere e ti porta qua, giusto? Terza puntata da sola. Evviva! Il Consultorio Minotauro è importante che continui a vivere perché è un'occasione unica che molti ragazzi e molte famiglie possono avere di ricevere un aiuto competente, un aiuto prolungato nel tempo, un aiuto pensato, un aiuto che costruisce una rete intorno alle persone che vengono prese in carico ed è unico. I ragazzi che stanno male e che sono poveri appartengono alla comunità sociale ed è la comunità che deve farsene carico, e quindi è in questo senso che ci siamo mossi per andare in cerca dei soldi, per poter fare quello che facciamo già. Lo facciamo per i ricchi, e perché non possiamo farlo per i poveri? Perché i poveri non hanno i soldi per pagare l'intervento. Allora lo paga qualcun altro l'intervento, dopodiché ricchi e poveri, almeno da questo punto di vista, hanno lo stesso servizio. La gente, se è privata di affetti, peggiora e non migliora. Si può costruire una relazione di alleanza per la crescita, per la ripresa evolutiva, per capire che cosa ostacola la crescita, ipotizzando che ciò che fa paura ai ragazzi e li costringe a fare delle robe strane per tirarsi d'impiccio è davanti a loro, non dietro loro.